complesso del Nuraghe Doni, conosciuto sin dai primissimi anni del 1800, venne indagato solamente dal 1997 al 1999 per intervento del professor Mario Sanchez. Il complesso si è rivelato costituito da un mastio A, attorniato da un bastione quadrilobato costituito dalle torri B, C, D ed E, rispettivamente collocate ad est, nord, ovest e sud, e circondato ulteriormente da un antemurale turrito. Fondamentalmente la struttura si poggia sopra un tacco di calcare ben visibile nel settore orientale e, data la forma irregolare e non simmetrica nonostante le torri si mostrino ad addizione concentrica, in origine attorno al XVI secolo a.C. doveva essere un protonuraghe che comprendeva il mastio A e la cortina panciuta a sud. L'elemento litico usato sono dolomie e calcari, assemblati sostanzialmente senza rispettare i filari e con il supporto di numerose zeppe di sostegno combinati a creare un indubbio paramento al sacco. Si accede da un ingresso leggermente sopraelevato, sistemato tra la cortina curvilinea a sud e la torre E. Sulla sinistra si accede alla torre con feritoie, mentre sulla destra si sale attraverso un corridoio stretto verso il secondo livello del complesso. La torre E, descritta con feritoie, si presenta molto simile a quella del Nolsa di Meana Sardo o del Serpissi di Osini. Quindi, come questa è inquadrabile, soprattutto in virtù del distacco dal corpo del complesso e di un rinvenimento di un ripostiglio nelle vicinanze, come una fornace per l'estrazione dei metalli. La rampa d'ingresso conduce ad una sorta di pianerottolo superiore che alcuni studiosi denominano come cortile Y a ovest del mastio e che si mostra simmetrico al cortile X sistemato ad est del mastio. Ci sono valide motivazioni per credere che questo non sia altro che un unico elemento, un corridoio anulare, che circonda il residuo del piano superiore del bastione, proprio come quello che circonda la sala al piano terra del Santo Antine di Torralba. Si parla di residuo del piano superiore del mastio, innanzitutto perché l'antica sala superiore voltata a Tolos è scoperchiata e poi perché lo spessore murario è parecchio più stretto del livello sottostante, il che fa supporre che alla parte superiore della torre manchi qualche rifascio. Da sottolineare è che al centro della sala, resa in dolomia, sono stati riposti i mensoloni di coronamento in calcare e basalto, che in origine donavano all'apice del mastio una composizione bicromatica. Si è già parlato dell'andito verso la torre E, per aggiungere che dal corridoio anulare al primo piano partono anche gli altri anditi che conducono alle torri secondarie B, C e D. In particolare il percorso verso la torre B, come si suppone avvenisse per la torre D, si sviluppa curvilineo e si ferma a quota 4 metri dal pavimento della sala, alta circa 7 metri, facendo ipotizzare che l'ambiente fosse diviso in due livelli da un soppalco in legno. La parte settentrionale del bastione presenta un andamento irregolare che suggerisce una maggiore ampiezza nell'estensione e la presenza di qualche altra torre riunita al corpo principale da un antemurale con torri. In particolare il settore settentrionale si amplia in un cortile che ospita una cisterna con copertura a tolos, profonda circa 3 metri. Questa, resa in calcare con un paramento a sacco riempito di argilla e pomice, opportunamente indagata, mostra un deposito di vasi e ceramiche per la fruizione delle acque.
Il complesso è circondato da un villaggio in cui si possono individuare almeno 12 capanne con una scalinata che conduce al sottostante insediamento ancora da indagare e che si sviluppa nel bosco. Qui si possono osservare strutture raggruppate e isolati con vani concentrati su cortili. L'analisi del deposito e le forme edilizie ci mostrano un periodo di ampliamento e di utilizzo che va dal XIII al X secolo a.C. almeno, testimoniando una fase di vita ricca e florida che vedeva la forgiatura di lesine, pugnali, punte di lance, scalpelli, navicelle, pannelle di rame, brocche, bracciali e tanto altro materiale per le esigenze di vita quotidiana.